Per affrontare il caldo da bollino rosso, massimo rischio climatico, il Comune di Verona ha individuato nelle varie circoscrizioni 100 luoghi tra parchi, biblioteche e giardini pubblici dove trovare refrigerio. L'elenco completo delle oasi climatiche sul sito del Comune Scaligero. I soggetti fragili, anziani, bambini, malati cronici, devono stare attenti ai colpi di calore. Sono i consigli di ogni anno, però non a volte vengono sempre recepiti. Ovviamente evitare di uscire nelle ore più calde, in casa cercare di non coprirsi eccessivamente, di idratarsi, ma soprattutto evitare, come vedo spesso fare, di uscire nelle ore più calde. Per i malati cronici, attenzione a non restare senza farmaci. A Verona e provincia in questi giorni restano aperte 190 farmacie, ma Ferragosto, festivo, cade di venerdì. Poi il sabato le farmacie sono aperte solo al mattino. C'è una notevole, buona, ottima collaborazione fra i medici che organizzano da tempo la sostituzione del loro periodo di ferie, le farmacie che sono aperte sul territorio, però è necessario che anche il paziente collabori. Per ora comunque gli ospedali non registrano un picco di accessi. È un'estate calda se vogliamo ambientale, da un punto di vista sanitario forse meno calda di quanto si possa pensare, perché almeno noi, per quanto riguarda la medicina generale, ma anche sento i colleghi del pronto soccorso, non hanno visto questo particolare afflusso. Forse la gente si sta abituando dopo tante raccomandazioni effettivamente a capire cosa debba fare.